Voto in autunno, probabilmente a fine ottobre, e dimissioni dunque tra luglio e agosto, 3 mesi prima, come impone la legge. Ma non è esclusa un'accelerazione. In questo caso Raffaele Lombardo lascerebbe la presidenza della regione siciliana a giugno per consentire già a settembre di riaprire le urne. Ma un'altra tegola incombe sul governo, l'impugnativa del commissario dello Stato che ha cassato gran parte della legge di stabilità appena approvata, col rischio che se entro 4 giorni non sarà varata una manovra per recuperare 900 milioni di euro a copertura delle falle del bilancio, l'ARS sarà sciolta e la regione commissariata. Nel frattempo i partiti si stanno mettendo all'opera per scegliere il successore di Raffaele Lombardo. Prima di avere un quadro definito delle coalizioni che si sfideranno e dei candidati presidente, si dovranno consumare un paio di passaggi che potrebbero avere delle ripercussioni sulle scelte di ottobre. A Palermo PDL, Grande Sud e UDC si sono presentate insieme. L'assenza di Pier Ferdinando Cassini sul palco del Politeama alla Kermesse di Massimo Costa conferma la spaccatura con il PDL. Il risultato di Palermo potrà invogliarla o scoraggiarla nella scelta di restare a braccetto con Alfano, ma molto dipenderà da cosa accadrà a Roma. È questo il secondo nodo da sciogliere e riguarda il destino del governo Monti. Se i professori sopravviveranno all'estate e arriveranno a fine legislatura, in Sicilia si potranno creare patti in ordine sparso, proprio come auspicato da Raffaele Lombardo. Destra e sinistra si contendono il partito di D'Alia e il leader messinese potrebbe essere il candidato dello schieramento che si accaparrerà lo scudo crociato. Nella coalizione che oggi sostiene Lombardo, né Russo né Lumia trovano consensi generali. E anche nel Partito Democratico ci sono molte perplessità. Se Fabrizio Ferrandelli vincesse a Palermo, peraltro, paradossalmente, l'ipotesi Lumia potrebbe perdere smalto. Difficile in una logica di coalizione pensare di concentrare Palazzo delle Aquile e Palazzo d'Orléans nelle stesse mani. E allora l'idea potrebbe essere quella di riportare l'UDC nella vecchia maggioranza di governo, invogliandola con la candidatura a Palazzo d'Orléans. Nel frattempo qualcuno coltiva ancora il sogno di una discesa in campo di Piero Grasso, il procuratore nazionale antimafia, nuovo presidente della regione Sicilia.